Buonasera. Io mi chiamo Nico Pitrelli e modererò questa sessione che, come avete visto dal video che è stato appena proiettato, riguarderà l'LHC, ovvero il più grande acceleratore di particelle mai costruito sulla Terra, che, come abbiamo visto in questo video, evidentemente attira l'attenzione della grande fiction ed è un segno, un segnale fra i tanti dell'importanza che questo esperimento di fisica fondamentale, riveste innanzitutto per la storia della scienza, ma come vedremo in questo dialogo, in questo confronto con i nostri due relatori, riguarda di certo, è una grandissima impresa scientifica, una grandissima impresa tecnologica che viene realizzata per rispondere ad alcune domande fondamentali della fisica attuale, in particolare della fisica delle particelle, ma che ha anche ampi risvolti dal punto di vista tecnologico e che ci interroga anche più in generale su che cosa significa fare scienza nel XXI secolo, su quali sono le risorse che bisogna investire, su quali sono l'organizzazione di cui bisogna dotarsi. E per cercare di rispondere ad alcune di queste domande, questa sera ci sono due ospiti d'eccezione che sicuramente ci aiuteranno a capire come mai al CERN di Ginevra, a 100 metri dal suolo, c'è un anello di 27 chilometri in cui migliaia e migliaia di ricercatori provenienti da tutto il mondo cercano di far accelerare delle particelle a velocità prossima a quelle della luce per rispondere, come ho già detto, a degli interrogativi fondamentali della fisica attuale, ma anche per darci una visione forse del futuro, per darci una visione della scienza dei prossimi anni. Articoleremo questo incontro in due momenti. Nel primo momento tratteremo le ragioni fondamentali, i perché si fa questo tipo di ricerca, cioè andremo a indagare appunto su quali sono gli interrogativi di base che stanno alle fondamenta di questo grandissimo sforzo da parte dei fisici di tutto il mondo. E nella seconda parte invece, dopo aver chiarito il perché, vedremo il come si cerca di realizzare concretamente, di dare una risposta agli interrogativi che stanno sotto la costruzione e l'ideazione di una macchina così complessa e così affascinante come l'LHC. La prima parte sarà a cura del professor Gianfrancesco Giudice. Il professor Giudice è un fisico teorico che lavora al CERN, che si è formato in Italia, prima a Padova e poi alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Poi ha avuto molte collaborazioni anche negli Stati Uniti d'America, lavorando alla progettazione di un altro importantissimo acceleratore di particelle che poi sfortunatamente non ha avuto la luce, ovvero il Superconducting Super Collider, e dopodiché da diversi anni ormai sta nella divisione di fisica teorica del CERN di Ginevra. Prima di lasciargli la parola vi dico che dopo i singoli interventi ci sarà uno spazio per domande relative alle relazioni individuali dei due speaker su questioni puntuali che riguardano la loro presentazione, e dopodiché alla fine delle due presentazioni avvieremo una discussione più ampia in cui potrete fare domande più specifiche o più generali e in cui i nostri due ospiti avranno la cortesia di rispondere e di discutere assieme a voi. E detto questo, lascio la parola al professor Giudice. Grazie. Come Nico diceva, il mio scopo è di fare una breve presentazione cercando di illustrare quali sono i motivi
per i quali al CERN è stato iniziato questo grandissimo esperimento, che devo dire più che al CERN, anche che coinvolge un'intera comunità scientifica internazionale. L'LHC è un gigantesco microscopio per osservare un mondo estremamente piccolo. È un microscopio perché i protoni nelle loro collisioni penetrano uno dentro l'altro e quindi è un modo per entrare all'interno dell'intimo della materia, e le particelle che vengono prodotte ci servono per capire come è fatto questo spazio. Dobbiamo pensare che questo spazio che l'LHC va a osservare è uno spazio piccolissimo, uno spazio completamente al di là della nostra normale percezione, ed è uno spazio completamente diverso anche da quello che noi siamo abituati a percepire con i nostri sensi, uno spazio in cui le leggi della fisica sono completamente diverse, dove la relatività speciale, dove la meccanica quantistica sono il pane quotidiano per come si muovono le particelle. È uno spazio così diverso e così importante che voglio dargli un nome e lo chiamerò zeptospazio. Perché il motivo è che zeptometro è un'unità di misura che corrisponde a un miliardesimo di millimetro. Un'unità di misura, devo dire, praticamente mai usata in fisica, eppure sarà una nuova unità di misura perché veramente l'LHC sta osservando distanze, osserverà distanze di questo tipo. Vuole scrutare questo mondo, questo zeptospazio. Per avere un'idea della piccolezza di questo mondo possiamo fare una proporzione. Se noi ingrandissimo lo zeptospazio, cioè questa distanza di un miliardesimo di millimetro ad una grandezza macroscopica normale, diciamo quella della palla, in proporzione noi saremmo dei giganti, ma dei giganti alti quanto la distanza tra la Terra e la stella polare. Cioè è qualcosa di veramente incredibile e al di là quasi della nostra immaginazione, ma direi la cosa più incredibile è che gli esperimenti sono in grado di osservare, così come questo gigante enorme può guardare questa palla piccolissima. Ma voi direte, va bene, gli esperimenti sono in grado di entrare in questo mondo, ma perché ci interessa? È soltanto il piacere di utilizzare una tecnologia così complessa che ci permette questo? No, ci sono delle motivazioni scientifiche molto importanti. Questo discende dal fatto che quando osserviamo la natura ci accorgiamo che man mano che ci addentriamo a distanze sempre più piccole, la complessità apparente della natura, dei fenomeni che osserviamo nell'universo, ma anche nella Terra, nella vita, al ridurre delle distanze si possono spiegare con elementi sempre più semplici. Per fare un paragone, prendete un'immagine di un computer. Non ho un pointer qui, devo dire, ce l'hai? Grazie. Un'immagine di un computer, un'immagine complessa. Se voi la ingrandite sempre di più, ad un certo punto osserverete che quell'immagine è formata da dei semplici pixel, da dei semplici quadratini, in realtà tutti uguali di misura e di colore uniforme. Cioè la complessità può essere ridotta a semplici elementi ed è esattamente quello che osserviamo nella natura. La natura si comporta in questo modo, cioè a partire dagli organismi complessi, guardandola sempre a distanze sempre più piccole, osserviamo che questi sono formati da cellule, le cellule sono formate da molecole, le molecole sono formate da atomi, gli atomi hanno un nucleo centrale degli elettroni che ci girano intorno, il nucleo è formato da neutroni e protoni, i neutroni e i protoni sono composti da quark. C'è una continua successione di scale e l'LHC vuole cercare di continuare, di andare a vedere ancora più in profondità che cosa c'è sotto alla scala che conosciamo. Ma il motivo principale di questa ricerca a distanze sempre più piccole è un'osservazione molto importante che abbiamo fatto della natura, che ci dice che
la natura racchiude i segreti delle leggi fondamentali in un mondo piccolissimo. Cioè non solo riducendo la scala a cui osserviamo i fenomeni, non solo essi sono descritti da elementi sempre più semplici, ma le leggi fisiche che descrivono quella fisica diventano più semplici a loro volta e hanno una validità universale. Nel mondo macroscopico siamo abituati a dare delle spiegazioni ai vari fenomeni che osserviamo. La chimica spiega certi fenomeni, la biologia altri, anche in fisica l'elettromagnetismo, la gravità. Ognuna di queste teorie è in grado di spiegare alcuni fenomeni. Ma quello che osserviamo andando a distanze più piccole è che in realtà esistono delle leggi che descrivono tutti i fenomeni, cioè che si può ricondurre la complessità del mondo fisico che conosciamo e delle leggi fisiche che conosciamo a degli elementi essenziali. Quindi tutti i fenomeni che vediamo nella loro complessità sono descritti essenzialmente da 4 forze fondamentali. Una è la gravità, a cui siete familiari, sia nel mondo naturale dove cadono gli oggetti, che quando ci sono osservazioni astronomiche, perché il moto dei pianeti e degli astri è regolato dalla gravità. L'elettromagnetismo, che è la forza a cui siete abituati e che utilizziamo sempre e guardiamo nel computer, e 2 forze a cui siete meno familiari, che però hanno un ruolo molto importante nella fisica delle particelle: la forza forte, che è quella che è responsabile della coesione dei nuclei atomici, e la forza debole, responsabile di alcuni fenomeni di radioattività. Detto così, sembra che ognuna di queste forze abbia una caratteristica semplicemente particolare. In realtà sono gli elementi che costruiscono l'intero universo. Non solo, ma anche queste forze sono riconducibili anch'esse a particelle. E tutte queste forze non sono differenti di natura, ma sottostanno ad un solo principio di simmetria. Secondo me, questo è sicuramente uno dei risultati più sconvolgenti della fisica fondamentale del XX secolo, e l'LHC vuole continuare questo viaggio per cercare di capire ancora più in profondità quali sono queste leggi. Quindi il viaggio dell'LHC non è guidato da una semplice sterile curiosità esplorativa. Abbiamo i mezzi per andare oltre, quindi andiamo oltre. No. E non ha nemmeno lo scopo semplicemente di scoprire qualche nuova particella. La nuova particella sarà un risultato che soddisferà sicuramente i fisici coinvolti, ma il vero motivo, il vero fondamento per cui si è costruito l'LHC è di capire le leggi fondamentali dell'universo che regolano non solo il mondo delle particelle, ma il mondo nella sua globalità, e da questo possiamo dedurre anche informazioni sul comportamento dell'universo e sulla sua evoluzione. Questa è la vera portata, secondo me, la vera portata intellettuale dell'LHC, che rende il progetto di interesse non solamente ad una comunità limitata di fisici, ma che veramente può dare un messaggio intellettuale importante per chiunque sia interessato a capire come funziona la natura. È naturale porsi la domanda però, come è fatto questo zeptospazio, questo mondo ignoto e un po' arcano? Uno degli aspetti più affascinanti dell'LHC è che il viaggio all'interno dello zeptospazio è un viaggio verso l'ignoto, perché ancora non sappiamo con precisione come è fatto questo spazio. Abbiamo sicuramente molte indicazioni dalle teorie che conosciamo, però c'è la possibilità di enormi sorprese una volta che entriamo. Nella fisica c'è la fisica sperimentale, che si occupa di costruire e di progettare gli esperimenti con i quali si può osservare direttamente la natura, e la fisica teorica, che si occupa un po' più dell'interpretazione di quei risultati o cercare di proporre teorie che motivano gli esperimenti per osservare certi fenomeni. E quindi le menti dei fisici teorici corrono avanti degli esperimenti. Prima ancora che l'esperimento sia fatto, cercano di capire che cosa ci può essere in questo spazio. Quindi la domanda è: che cosa credono di trovare all'interno dello zeptospazio i fisici? Una cosa molto importante è che sappiamo
di per certo che qualcosa di nuovo deve accadere nello zeptospazio, anche se in realtà non sappiamo esattamente cosa. E questo lo dico perché le teorie attuali, che funzionano estremamente bene nel regime di energia che è stato esplorato, mostrano che necessariamente deve avvenire qualche cosa di nuovo, qualche nuovo fenomeno, anche se loro stesse, queste teorie, non sono in grado di predire che tipo di fenomeno è. Ed è questo che i fisici teorici cercano di capire. Questo problema è connesso con le masse delle particelle. Fatemi spiegare perché. Allora, se esiste un'equazione in fisica che è nota a chiunque e che, se vi chiedo di citarne una, questa è EMC quadro, l'equazione formulata da Einstein nel 1905. Questa equazione ci dice che la massa in realtà è una forma di energia, così come lo è il calore, così come lo è l'energia cinetica. Allora la domanda è: che cos'è l'energia associata alla massa delle particelle? Fatemi sottolineare il punto che io qui sto parlando delle particelle, non della massa che fa il mio corpo e il mio peso, perché quella ha una spiegazione diversa, che non è quella che vi sto dando adesso. Ancora non lo sappiamo, ed è questa una delle missioni più importanti dell'LHC, capire che cos'è questa energia che è associata alle masse. Però abbiamo una spiegazione che sembra al momento essere molto plausibile, e questo è detta il meccanismo di Higgs. Per spiegare cos'è il meccanismo di Higgs, fatemi dire questo: un concetto importante in fisica è il concetto di vuoto. Ora voi dite il vuoto è niente. Beh, per i fisici il vuoto, per essere più precisi, è lo stato del sistema di minima energia. Quindi usualmente, se prendete un sistema, lo stato di minima energia è toglierci qualsiasi forma di materia, di radiazione, qualsiasi forma di energia esistente, non rimane più niente, questo è lo stato di minima energia. In realtà la situazione è più complessa, perché quando usate le teorie moderne della fisica vi accorgete che anche quando estraete qualsiasi forma di materia, esiste sempre qualche cosa nel vuoto. Il vuoto ha una struttura estremamente complessa, ha una struttura dinamica che fluttua. Si possono creare particelle e antiparticelle dal nulla e comparire e scomparire. È una struttura molto più complessa di quello che sarebbe un semplice nulla. Il meccanismo di Higgs dice che il vuoto, il niente, in realtà è ancora più complesso di quello che immaginavamo. Cioè il meccanismo di Higgs sostiene che la natura risparmia energia a riempire lo spazio con una sostanza piuttosto che lasciarla vuota. Sto quasi contraddicendomi quello che dicevo prima. Dicevo che lo stato di minima energia è estrarre qualsiasi forma di materia. Qui invece il meccanismo di Higgs dice di no, che è più vantaggioso energeticamente per la natura riempire tutto lo spazio che ci circonda con una sostanza. E fatemi chiamare questa sostanza una sostanza di Higgs. Questa sostanza influisce il moto delle particelle. E cioè, se le particelle si propagassero veramente in uno spazio vuoto, tutte si propagherebbero con la stessa velocità, la velocità della luce, per essere più precisi. Quando invece si propagano in uno spazio permeato da questa sostanza, risentono in qualche modo di una certa inerzia. È come se voi correte dentro una piscina, non profondamente profonda, o correte all'aria aperta, è evidente che il correre dentro l'acqua vi dà un'inerzia maggiore, per cui fate più fatica a muovervi. Avviene qualcosa di simile. Anche le particelle, quando si muovono dentro la sostanza di Higgs, risentono di questo effetto. E ogni particella risente di questo effetto in un modo diverso. Così come certe persone possono nuotare velocissime dentro l'acqua ed altre in maniera goffa avanzano lentamente, anche le particelle si comportano in questo modo. Alcune non risentono affatto dell'effetto della sostanza di Higgs e continuano a propagarsi ad una velocità come quella della luce, in particolare il fotone. Altre invece ne risentono moltissimo e nel risentere acquistano una forma di energia. EMC quadro, questa energia è la massa delle particelle. L'LHC vuole cercare di
osservare questa sostanza di X. Ma come si fa a osservarla? Il modo è questo, scontrando i protoni si fornisce dell'energia al sistema e questa energia eccita questa sostanza. La sostanza vibra e queste vibrazioni possono essere osservate in forma di particella dai rivelatori, che sono questi strumenti giganteschi, che sono come gli occhi della macchina per osservare le collisioni dell'LHC. Ma le fervide menti dei fisici teorici non si fermano qui, ma continuano a speculare al di là del meccanismo dell'X e si domandano: e se lo spazio avesse più di 3 dimensioni? Allora, voi siete abituati al fatto, forse qui dovrei spiegare che cos'è la dimensione. Allora, la dimensione sono le direzioni ortogonali dello spazio nelle quali mi posso muovere. Ad esempio, se lo spazio fosse formato da una linea, allora io mi potrei muovere soltanto avanti e indietro lungo questa linea, cioè avrei soltanto una dimensione del mio moto. Se vivessi in un piano avrei 2 dimensioni, due dimensioni come le coordinate, la longitudine e la latitudine di una mappa geografica o i numeri e le lettere della battaglia navale. Lo spazio invece ha 3 dimensioni perché ho la latitudine, la longitudine ma anche l'altitudine. Ho 3 direzioni indipendenti nelle quali mi posso muovere. E allora i fisici dicono: ma perché non altre dimensioni? Sembra difficile da immaginare, ma in realtà non è così complesso. Perché proviamo a pensare alla costruzione di come passiamo da una dimensione all'altra. Quando consideriamo una dimensione, prendiamo dei segmenti, se uniamo i segmenti unendo i loro estremi, formiamo un quadrato, cioè un oggetto a 2 dimensioni. Adesso prendiamo 6 quadrati. Prendiamo 6 quadrati e uniamo i loro estremi, cioè i loro lati. Così facendo otteniamo un cubo, cioè un oggetto a 3 dimensioni. Adesso prendiamo 8 cubi. 8 cubi e cerchiamo di unire i loro estremi, cioè le loro facce. E qui ve lo lascio alla vostra immaginazione. Ahimè, non riesco a disegnare un oggetto in 4 dimensioni, però lo capite che la matematica lo può fare, perché il passo logico è evidente. Devo prendere questa figura e connettere tutte le facce e unirle tra di loro. Così ottengo un ipercubo in 4 dimensioni. Tra l'altro Salvatore Dalì ci ha provato a immaginarlo e vedete qui una crocifissione in 4 dimensioni, secondo Salvatore Dalì. Ma se il mondo veramente avesse più il mondo dello spazio a cui siamo abituati avesse veramente più di 3 dimensioni, perché non le avremmo già viste? Perché non potremmo muoverci in altre direzioni? La cosa è un po' sottile, perché la percezione delle dimensioni può dipendere dalla scala in cui osserviamo un fenomeno. Fatemi fare un esempio semplice, riducendo il numero di dimensioni per semplicità grafica. Consideriamo il cavo di una funivia quando andiamo a sciare. Allora, e pensiamo anche a un piccolissimo insetto che cammina sopra la superficie del cavo. Il mio mondo, che considero, è la superficie del cavo. Evidentemente è un mondo bidimensionale, a 2 dimensioni, perché è un piano. Voi mi direte è curvo, sì va bene è curvo, però per un insetto sufficientemente piccolo la curvatura è irrilevante. Così come per noi la curvatura terrestre non è una cosa a cui siamo sensibili direttamente. Se giochiamo una partita di pallone non è che ci preoccupiamo che il pallone possa sfuggire giù perché la terra è rotonda. Stessa cosa per l'insetto, quando si muove sulla superficie del cavo, il cavo è praticamente come un piano. Se però noi osserviamo il cavo della funivia a grandissima distanza, questo cavo ci appare come una linea, cioè come un mondo con una sola dimensione. E vedete la differenza? A seconda della distanza in cui osserviamo un mondo, alcune dimensioni possono essere nascoste, possono essere invisibili. E questa è l'idea nella fisica delle particelle, che il mondo che noi interpretiamo avere 3 dimensioni potrebbe, una volta che entriamo nello zeptospazio, mostrare altre dimensioni. Quindi l'LHC vuole nelle sue collisioni provare a vedere se esistono delle eco che ci provengono dallo zeptospazio, che sono delle eco delle dimensioni ulteriori.
Ma come fa veramente l'LHC a vedere questo? Se quando vedrete nella presentazione di Umberto gli strumenti dell'LHC sono così grandi che sicuramente non riescono a penetrare dentro lo zeptospazio, non è così che si fa. Ma lo possiamo capire ritornando al nostro esempio dell'insetto. L'insetto che si muove sulla superficie del cavo si può muovere in due direzioni indipendenti. Si può muovere lungo il cavo, cioè salendo e scendendo la montagna, ma si può muovere anche intorno al cavo. E un moto generico può essere sempre scomposto in queste due componenti. Noi però che osserviamo il moto di un insetto da grande distanza lo vediamo come un moto in una sola dimensione. Eppure voi lo sapete che quando c'è un moto esiste un'energia cinetica associata ad un moto. Quindi c'è un'energia cinetica associata al moto dell'insetto che per noi osservatori a grande distanza non percepiamo. Il moto di spiraleggiamento dell'insetto è invisibile, eppure c'è un'energia associata a quel moto. Ebbene, quell'energia noi la percepiamo come una massa, E uguale a mc quadro. E quindi vedere, essere sensibili, ascoltare le eco di uno zeptospazio a più dimensioni significa vedere che alcune particelle hanno una massa molto più grande di quello che ci aspettavamo. Ma i fisici continuano, i fisici teorici non si fermano, immaginano cose ancora più bizzarre, immaginano la possibilità che queste dimensioni ulteriori siano così strane da non essere nemmeno descrivibili da numeri usuali, da normali coordinate. Sono dimensioni stranissime, uno spazio in cui la geometria è una geometria da capogiro, in cui i quadrati hanno area zero, in cui le aree dei rettangoli, se io li giro, cambiano e mi diventano negative. Non riesco a disegnare questo spazio, che si chiama zeptospazio. Al meglio posso mostrarvi una figura di Salvador Dalì, che forse vi può dare un'immagine del surrealismo di questo spazio. Eppure la matematica lo può descrivere. E i fisici teorici ipotizzano la possibilità che lo zeptospazio, questo spazio a piccolissime distanze, sia un superspazio, cioè abbia delle dimensioni ulteriori che si comportano in questo modo estremamente bizzarro. Come siamo in grado di osservare questo? Pensiamo al caso delle ombre cinesi che vengono fatte. Nelle ombre cinesi esiste un oggetto in 3 dimensioni, il quale proietta delle ombre. Immaginiamo di essere allora, noi nel nostro spazio usuale, sensibili soltanto alle ombre. Noi siamo in grado solamente di vedere non l'interezza dell'oggetto che vive nel superspazio, ma soltanto delle proiezioni. Ebbene, una delle proprietà del superspazio è che qualsiasi oggetto che si muove in questo spazio ha 2 possibili ombre. E quindi noi, negli nostri esperimenti all'LHC, dovremmo vedere una seconda ombra, nuovi tipi di particelle associati a questa realtà fisica. Questo discorso vi mostra come le scoperte dell'LHC non sono veramente dirette semplicemente a scoprire delle nuove particelle, ma veramente a scoprire una nuova concezione dello spazio-tempo, una nuova concezione del perché la natura si comporta nel modo in cui lo osserviamo. Se mi è permesso un minuto, proprio veramente in un minuto commento sulla materia oscura, che è un altro aspetto molto importante del programma di ricerca dell'LHC. Cito da una storia di Sherlock Holmes, testualmente, un dialogo tra Watson e Sherlock Holmes. Watson: c'è qualcosa su cui vuoi attirare la mia attenzione? Sherlock Holmes: sul fatto curioso del cane durante la notte. Ma il cane non ha fatto nulla durante la notte. Questo è il fatto curioso. Sherlock Holmes deduce qualcosa dall'assenza di un fenomeno. Nella materia oscura avviene qualcosa di simile. Le osservazioni astronomiche, tipi di osservazioni astronomiche, ci mostrano che l'universo contiene più materia di quella che si mostra come in forma di luce. Esiste qualche cosa di diverso dalla materia usuale che forma le stelle e le nostre galassie sono circondate da un alone di questa materia. Ma la cosa più stupefacente
è che la quantità di materia oscura nell'universo è circa 5 volte di più della materia usuale. Cioè la materia oscura è molto più comune nell'universo della materia a cui siamo abituati. E noi, eppure, siamo completamente invisibili a questa. Com'è che si fa a vederla? Esistono moltissimi tipi di esperimenti che cercano di rilevare questa materia, però questi esperimenti sono estremamente difficili, perché nonostante vi abbia detto che nell'universo esiste così tanta antimateria e così tanta materia oscura, noi viviamo sulla Terra, che è un luogo dove c'è un'enorme concentrazione di materia. Quindi nel luogo dove siamo, la densità di materia oscura in realtà è piuttosto scarsa. Nell'intero spazio occupato dalla Terra c'è solamente mezzo chilo di materia oscura, e questo vi dimostra la difficoltà. L'LHC vuole allora cercare di produrre direttamente, artificialmente, della materia oscura e osservarla, perché nei grandi scontri che avvengono dentro l'LHC è possibile trasformare l'energia del fascio in nuove forme di materia, E uguale mc quadro. Quindi questa energia si può materializzare in qualsiasi forma di materia, in particolare nella materia oscura, e quindi l'LHC vuole osservarla. Come si fa a osservare la materia oscura? Beh, la materia oscura è invisibile. E allora come fa a vederla l'LHC? L'LHC può dedurre l'esistenza proprio dal fatto che è invisibile. Così come Sherlock Holmes capisce chi è il colpevole della storia dal fatto che c'è un cane che non abbaia nella notte, così l'LHC può capire che esiste una nuova forma di materia dal fatto che, considerando tutte le particelle prodotte, manca qualche cosa, manca dell'energia, e quell'energia deve essere associata ad una forma invisibile di materia, che può essere la materia oscura. Concludo così, saltando qualche cosa, ribadendo veramente l'importanza e l'interesse enorme dell'LHC da tutti. Metto semplicemente il titolo di un giornale svizzero che ha intitolato a prima pagina LHC, la speranza. C'è un po' di delusione quando uno va a vedere l'articolo, perché in realtà si tratta del Lausanne Hockey Club. Grazie. Grazie. Grazie al professor Giudice. Se volete c'è spazio per una domanda specifica legata all'intervento di Gianfrancesco Giudice, altrimenti passiamo al secondo speaker, o magari preparate le domande per la discussione generale dopo. Prego, in seconda fila. Anzi no, hai visto? In un libro di divulgazione scientifica, mi chiamo Vittorio Crepaldi, sono medico. In un libro di divulgazione scientifica ho sentito parlare di stringhe, di superstringhe, che sarebbero gli oggetti più piccoli dell'universo. Non si può andare oltre questa piccolezza, oltre questa misura. Volevo sapere se ha un qualche rapporto con lo spazio, con i limiti di spazio che l'LHC esplora. Grazie. Allora, una teoria estremamente interessante ed estremamente molto studiata nella fisica delle particelle, come lei giustamente menzionava, è la teoria delle stringhe, e cioè l'idea che le particelle non siano degli oggetti puntiformi, ma siano degli oggetti estesi, e quello che noi osserviamo come particella sono le vibrazioni di queste stringhe piccolissime. La motivazione principale di queste teorie è che esse hanno ottenuto un risultato strepitoso, e cioè di spiegare una teoria consistente della gravità, cioè della relatività generale, consistente con la meccanica quantistica. Spiegare questa affermazione mi richiederebbe un po' di tempo, quindi può darsi che se nelle domande possiamo ritornare, però non mi soffermo troppo su questo. Quindi sicuramente è una delle teorie moderne di maggiore interesse. La questione è qual è la grandezza di questi oggetti estesi, cioè qual è la lunghezza di queste stringhe. Nelle teorie più comuni
le quali cercano di rispondere alla domanda della gravità in meccanica quantistica, si ottiene che la lunghezza di queste stringhe è estremamente piccola, molto molto più piccola delle dimensioni dello zeptospazio di cui stavo parlando. Quindi non sono accessibili ad un esperimento come l'LHC. Potrebbero essere accessibili soltanto a acceleratori estremamente più potenti, così potenti che è veramente impensabile che perlomeno nella nostra vita siano realizzabili. Ciononostante esistono alcune versioni della teoria che suppongono che queste stringhe siano lunghe a distanza di qualche zeptometro. Se così fosse, l'LHC potrebbe davvero osservarle e sarebbe sicuramente una rivoluzione del pensiero. Cioè, potrebbe osservarle come vibrazione di questi oggetti e di nuovo le può vedere come una serie di particelle che corrispondono alle diverse armoniche, così come quando suona il violino si possono formare diverse armoniche. Grazie. Allora passiamo al secondo intervento. Come abbiamo già preannunciato, nel secondo intervento cercheremo di spostarci dal perché al come sono state evocate queste grandi macchine, questi grandi rivelatori che si trovano all'interno dell'anello dell'LHC, e il compito di chiarirci il come è affidato al professor Umberto Dosselli, che è un fisico sperimentale, esperto di fisica nucleare e subnucleare, il quale è un ricercatore all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che peraltro ha ricoperto e ricopre dei ruoli importanti nell'ambito del progetto LHC. Il professor Dosselli attualmente è vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha trascorso però molto tempo al CERN, in particolare si è dedicato a uno degli esperimenti che sono stati già richiamati, il CMS, e una volta finito l'incarico da vicepresidente ci ha detto che spera di ritornare subito a rimettere le mani in pasta. Vi lascio la parola. Grazie mille, esattamente. Allora, io sono uno fisico sperimentale, quello che come avete sentito è la rincorsa del fisico teorico, cioè di Gian, e vi farò vedere che razza di ambaradan siamo stati costretti a mettere in piedi per cercare di provare o smentire le teorie del zeptospazio o altro. Allora, è una carrellata sulla parte sperimentale dell'LHC, che ha avuto una vita di preparazione molto lunga e i cui i dettagli sono quindi innumerevoli, non riuscirò a coprirli, ma cercherò di darvi il flavor, il gusto di cosa voglio dire fare sperimentazione alla più avanzata macchina al mondo. Allora, se mi permettete una sintesi estrema di quello che Gian ha detto, fisica delle particelle elementari, vogliamo vedere di cosa è fatta la materia, quali sono le forze che controllano il comportamento, cioè le interazioni fra le particelle. Nei collider, negli acceleratori che fanno collidere le particelle, questo si traduce in fare interagire le particelle, studiare i prodotti che risultano da queste collisioni, misurando per bene energia, direzione e identità dei prodotti di decadimento, in modo da confrontare le misure il più precise e accurate possibile con i modelli teorici, per farli diventare eventualmente teorie o per smontarli, cercando di spiegare quanto si vede e cercando di vedere cosa c'è dietro l'angolo. La fisica delle particelle elementari va avanti a dente di sega. Noi periodicamente pensiamo di aver scoperto tutto, per poi capire, come avete visto prima, che abbiamo scoperto soltanto il 4% del tutto e speriamo con l'LHC di tornare, non dico al tutto, ma almeno a capire bene il prossimo angolo. Per fare questo abbiamo bisogno di acceleratori di particelle, macchine nate tanti anni fa e che si sviluppano sempre di più in energia. Abbiamo bisogno di rivelatori, macchine grandi, complesse, prodotte in collaborazioni notevoli da istituti provenienti da tutte le parti del mondo. Abbiamo bisogno di batterie di calcolatori per fare simulazioni di questi rivelatori, per fare analisi dati, e abbiamo bisogno soprattutto di gente, abbiamo bisogno di collaboratori, abbiamo bisogno di persone che costruiscono i rivelatori, ma soprattutto che
discutendo e confrontando le loro idee facciano poi avanzare al prossimo passo diciamo, questa nostra conoscenza. Un passo alla volta attaccheremo questi vari protagonisti del nostro campo. Gli acceleratori di particelle ovviamente accelerano le particelle a energie sempre più elevate. Questa rincorsa ha vari argomenti. Andiamo a energie sempre più elevate perché, diciamo, la sensibilità o la precisione con quale io vado a guardare la natura è inversamente proporzionale all'energia. Più vado in alto con l'energia delle particelle coinvolte, più intimamente riesco a penetrare nella natura per guardare i dettagli. Per arrivare vicino allo zeptospazio siamo costretti ad andare a energie elevatissime. Come Gian ha già detto, andare a energie elevate, vista l'equivalenza fra energia e massa, mi permette anche di andare a produrre particelle sempre più pesanti. E la scoperta, la rivelazione di queste particelle è un dettaglio fondamentale per capire il quadro d'insieme. Molto spesso sentite dire che l'LHC è la macchina del Big Bang. Non è vero, non facciamo il Big Bang ovviamente. Andiamo a vedere. Nella teoria del Big Bang, quando tutto nasce, l'universo nasce da un'enorme esplosione primordiale, l'energia era infinita all'istante del Big Bang e comincia a calare fino ai giorni nostri in cui la troviamo nello spazio siderale sotto forma della radiazione cosmica di fondo. Noi andiamo a vedere quando l'universo aveva l'energia che ha nell'acceleratore che noi stiamo studiando in quel momento. Con l'LHC andiamo a energie che l'universo aveva prima del primo microsecondo di vita, cioè un microsecondo dopo il tempo uguale a zero, che è il tempo al quale comincia la scienza. Prima del Big Bang la fisica non si arriverà mai. Quindi sono enormi telescopi, se volete, per andare a vedere cosa aveva l'universo, come era fatto ai tempi. Tutto questo in condizioni da laboratorio, in modo riproducibile, controllabile, perché questo è il metodo scientifico. Il più grande laboratorio al mondo dove ci sono acceleratori di energia elevatissima è il CERN, voglio solo ricordare, è un laboratorio fondato una sessantina d'anni fa da alcuni stati europei, l'Italia è uno stato membro, è uno stato fondatore, quindi ogni volta che sentite parlare del CERN vi ricordo che si parla di un laboratorio vostro, non è all'estero, è un laboratorio italiano. L'Italia è uno stato membro del CERN e vedremo anche con grandi responsabilità. Il progetto LHC nasce, come tutti i progetti in fisica delle particelle, ha una storia, diciamo, lunga. Infatti, come potete vedere, già più di 20 anni fa, quasi 30 anni fa, si parlava dell'LHC, mentre al CERN nasceva il LEP, il Large Electron Positron Collider, una macchina elettrone-positrone. Si parlava quale sarebbe stata la prossima macchina del futuro, perché ci vogliono anni per sviluppare sia acceleratori che i rivelatori che vanno sull'acceleratore. Il concetto è stato approvato, anni dopo si sono approvati sia l'acceleratore che i primi esperimenti all'acceleratore. Vedete, la costruzione degli esperimenti è cominciata nel 98, ci sono voluti più di 10 anni per costruire sia l'acceleratore ma anche gli esperimenti. E questo ha portato nel 2008 il complesso ai suoi primi vagiti di funzionamento e poi adesso, come citerò, alla sua parte successiva. In acceleratore di particelle parliamo sempre di electron volt. Allora, un piccolo ricordo. Se io accelero una particella con l'energia di una pila di 1,5 volt, un elettrone, per esempio, accelerato, respinto dalla carica negativa di questo polo e attratto dalla carica positiva di quest'altro polo, alla fine avrà un electron volt e mezzo. Un acceleratore di particelle che chi di voi ha ancora a casa un televisore a tubi catodici è il tubo catodico stesso. C'è una sorgente di particelle elementari, gli elettroni, che vengono accelerate da una differenza di potenziale di circa 20 kV. Queste particelle vengono poi deflesse da dei magneti per spazzolare lo schermo del fluorescente e darvi l'immagine sul tubo catodico. Diciamo, grossolanamente, l'elettrone alla fine dell'accelerazione, dopo una ventina di centimetri, ha 20 kV di energia. All'LHC l'energia è circa 1 miliardo di volte più elevata. L'acceleratore è grossolanamente lo stesso come componenti, una sorgente,
una parte di accelerazione e una parte di deflessione, la scala è leggermente diversa. Qui vedete schematizzato, sono da questa parte, schematizzato invece come qual è il complesso al CERN dell'accelerazione. Si parte da un pentolone di idrogeno, che è una sostanza molto semplice, che ha un nucleo formato da un protone e un elettrone che gli circola attorno. Si riescono a strappare gli elettroni a un gas di protoni. Il gas di protoni viene accelerato in modo lineare da un LINAC e poi tramite accelerazioni successive in protosincrotroni queste particelle vengono iniettate nell'anello dell'LHC. L'accelerazione, a parte la parte iniziale che è un'accelerazione elettrostatica, sono proprio grandi differenze di potenziale, quando le energie cominciano a diventare troppo elevate, le particelle vengono accelerate con radiofrequenze. Qua vedete schematizzate delle radiofrequenze che accelerano tramite è proprio come un surfista che naviga sull'onda della radiofrequenza. Si mettono le particelle sulla radiofrequenza, si varia la frequenza e queste particelle vengono accelerate. Questo acceleratore è la macchina con la quale Rubbia vinse il Nobel qualche anno fa al CERN e funge da iniettore per l'LHC. Quindi l'accelerazione viene fatta con radiofrequenze, abbiamo bisogno di magneti per tenere in carreggiata le particelle all'LHC. Sono magneti superconduttori, molto intensi come campo magnetici prodotti, sono superconduttori per diminuire il consumo di energia elettrica, diciamo, perché sennò il bilancio dovrebbe essere aumentato a un livello non tenibile, e per funzionare alle correnti necessarie per produrre campi magnetici necessari si è dovuto utilizzare elio liquido superfluido a 2 gradi assoluti di temperatura. Questo è un fatto un po' curioso. Se voi andate nello spazio siderale, nel vuoto cosmico, trovate i resti dell'energia del Big Bang in forma di fondo cosmico. Questo fondo ha una temperatura, diciamo, equivalente di 3 gradi Kelvin. La temperatura dell'LHC è di 1,9 gradi Kelvin, quindi al momento è il punto criogenico massiccio più freddo dell'universo, a meno che non se ne scopra un altro in giro. E un altro piccolo dettaglio è che per produrre tutti i magneti superconduttori LHC ci sono voluti 7.000 km di cavo superconduttore, che sono stati l'intera produzione mondiale di 2 anni. Dettagli dei magneti, la parte superconduttrice è qui dentro e viene incatenata in gioghi di ferro per fare in modo che le grandi forze magnetiche prodotte non deformino i magneti. I magneti sono stati prodotti, testati e uno a uno installati nel grande tunnel dell'LHC, 27 km di circonferenza. E fra un magnete e l'altro vengono giuntate le connessioni criogeniche. E una di queste, come vedremo, ha dato un problema che ha ritardato la partenza della macchina l'anno scorso. L'LHC, visto dall'alto, è sotterraneo, 100 metri sotto, come è stato ricordato, ed è questa curva bianca. Il CERN lo intravedete qui, questo è il lago di Ginevra con l'aeroporto, per dare un po' la scala. I primi acceleratori, quelli interni al CERN, sono qui dentro, poi vengono iniettati i protoni nel superprotosincrotrone, l'esperimento di Rubbia era qui, dopodiché vengono iniettati nell'LHC, circonferenza di 27 km. Lungo questa circonferenza sono sistemati gli esperimenti. I 2 più grandi esperimenti che vedremo in qualche dettaglio sono CMS e Atlas, sono 2 enormi rivelatori il cui compito è fare tutta la fisica che verrà prodotta dall'LHC. Ci sono poi altri rivelatori un pochino più specializzati, Alice, che è un esperimento che misurerà essenzialmente le interazioni fra ioni pesanti, quando nella macchina invece di protoni verranno accelerati degli ioni di piombo, e l'HCB, che farà delle misure dedicate alle asimmetrie materia-antimateria che viene prodotta nell'LHC, come nel filmato che ha preceduto il nostro colloquio. Una parte interessante a cui raramente si pensa della sperimentazione dell'LHC è la sociologia, cioè sicuramente Atlas e CMS in particolare sono gli esperimenti scientifici più grandi e complessi che finora si siano mai fatti. In questa fotografia si intravedono una parte dei collaboratori di Atlas, però insomma
sono 2500 colleghi provenienti da tutte le parti del mondo, non ci sarebbero stati. È solo per dare una piccola idea di che sforzo collaborativo è necessario per mettere in piedi esperimenti del genere. Se io guardo uno solo degli esperimenti dell'HC, Atlas in questo caso, in giallo vedete quali sono le nazioni dalle quali provengono i collaboratori dell'esperimento. Come vedete, a parte l'Africa, che rimane bianca anche se guardassi tutti gli altri esperimenti, cioè purtroppo il coinvolgimento della nazione Africa in questo sforzo non è ancora avvenuto, ma praticamente tutti gli altri stati del mondo sono coinvolti in una maniera o nell'altra in esperimenti dell'HC. E qui vedete in funzione dei insomma, quanti collaboratori hanno ciascun paese. L'Italia ha circa un 20% di collaboratori nell'LHC. Viste a vol d'uccello le collaborazioni, arriviamo alle collisioni, cioè a come si misurano le cose all'LHC. Come detto, collisioni fanno urtare protoni all'interno della ciambella dell'anello e la grande energia mi permette di andare a masse prodotte molto elevate. L'ambiente sperimentale è il seguente: i protoni iniettati nell'acceleratore sono accelerati in pacchetti. Non è un flusso continuo di particelle, ma sono pacchetti di particelle. I dati che vi do riguardano la macchina quando sarà a regime, diciamo, in pieno funzionamento. Ogni pacchetto contiene più di 100 miliardi di protoni in una dimensione infinitesima e ogni 25 nanosecondi c'è un altro pacchetto. Questi pacchetti che durante la circonferenza dell'acceleratore non condividono lo stesso tubo vuoto, nelle zone in cui ci sono gli esperimenti vengono deflessi e portati in collisione. Quindi che vuol dire? Che esattamente al centro degli esperimenti, ogni 40 miliardesimi di secondo, dei pacchetti contenenti protoni urtano i pacchetti contenenti protoni che provengono dalla parte opposta. In realtà le collisioni sono fra i costituenti dei protoni. A queste energie il protone è enorme. Quelli che si urtano sono i quark all'interno dei protoni e abbiamo un rate di circa 1 miliardo di interazioni ogni secondo, che ogni interazione produce circa 1000 particelle che viaggiano dentro l'esperimento. Quindi la sfida sperimentale è in qualche modo controllare questo miliardo di interazioni di protone-protone ogni secondo, identificare le particelle che emergono da queste interazioni, misurarle e scriverle su mass storage, dopodiché verranno analizzate. Un tipico esperimento al Collider è una sorta di grande cipolla tecnologica. Qua vedete, immaginate di avere i fasci che sono perpendicolari a questa figura, quindi il tubo vuoto passa perpendicolare all'asse che vedete qua, e ho preso di CMS, che ho tagliato trasversalmente, una fettina. Allora, se io dal centro esco, trovo via via dei rivelatori che vengono attraversati dalle particelle e che sono dedicate alla misura, specializzati a misurare qualcosa. All'interno avrò dei misuratori di tracce che ricostruiscono le tracce delle particelle e essendo tutto questo immerso in campo magnetico generato da questo supermagnete, le tracce curvano e la curvatura mi dà modo di capire l'energia delle particelle. Ricostruendo la curvatura delle particelle capisco che energia hanno. Dopodiché via via ho dei calorimetri che assorbono le particelle e mi permettono di misurarne la tipologia, e le particelle che escono da questi esperimenti sono muoni, che sono penetranti, o neutrini che non sono misurabili, che misuro soltanto, come diceva Gian prima, identificando la loro assenza. Se in un certo cono di energia io misuro direttamente che lì mi manca qualcosa, vuol dire che è passato un neutrino che non ho misurato e che ha lasciato l'esperimento. Questo sketch si traduce in un esperimento come questo. Questo qui è CMS completamente finito e cablato, ma come vedete in simmetria dodecagonale, dall'interno vediamo malamente coperti di cavi tutti i rivelatori che abbiamo visto schematicamente prima. Questo esperimento si chiama CMS, dove la C sta per compact, anche se questo esperimento, non so se sia, sì, non c'è un uomo che dia la scala, però un uomo sarebbe alto così, è compact rispetto per esempio ad Atlas, che è quest'altro esperimento in cui l'omino è qui.
come vedete, dimensioni imbarazzanti. Costruire esperimenti del genere non è stato per niente facile. 10 anni ci sono voluti tutti. Vi darò solo qualche esempio di tecniche ingegneristiche utilizzate. Magneti, come abbiamo visto, anche Atlas utilizza magneti per deflettere le particelle e permettere quindi la misura della loro energia. Traducendo il disegno in realizzazione, queste sono le bobine magnetiche costruite in Italia, superconduttrici, che l'esperimento COMPASS utilizza. Qui è una fase primitiva dell'esperimento in cui si vede soltanto le bobine superconduttrici che vengono a una installate fino a fare questa fotografia che forse è una delle più famose del CERN in questo momento, in cui vedete rispetto all'omino le 8 bobine che formano il toroide di Atlas. Cristalli che CMS ha dovuto sviluppare per il calorimetro che assorbe la radiazione elettromagnetica. Questi cristalli, come vedremo alla fine, hanno anche un'applicazione nella vita di tutti i giorni, oltre che nella scienza fondamentale. La locandina dell'evento di oggi è il tracker di CMS, cioè la parte più interna del rivelatore di CMS. Tutte queste parti che vedete sono quadretti di silicio che servono come rivelatori di particelle. Fate mente locale a quanto è piccolo la scheggia di silicio che c'è dentro i chip che noi siamo abituati a vedere, e potete immaginare qual è stato lo sforzo per CMS procurarsi i 200 metri quadri di silicio che compongono questo rivelatore. CMS, che è compact, vi ripeto, che il compact lo si può vedere facilmente dal sketch umano qui, è un esperimento facile, nel senso che essendo piccolo è stato possibile frammentarlo, segmentarlo e costruirlo in pezzi in modo da, in superficie, man mano che i pezzi erano pronti, calarli nella caverna, dove tutto il lavoro è molto più difficile. Qui vedete la caverna nel 2004, caverna che accoglierà CMS nel 2004, che quando era stata pronta per essere consegnata agli sperimentatori. Man mano in superficie l'esperimento veniva montato, qui a parte il gioco di ferro, che questa parte rossa che contiene tanto ferro quanto tutta la Tour Eiffel, come vedete cominciano a essere installati gli esperimenti, i rivelatori, man mano che sono pronti vengono calati nella hall sotterranea e assemblati in modo da fare il rivelatore finale. I rivelatori vengono cablati con migliaia di ore di lavoro, e questa è una fotografia dell'ultima parte di installazione in CMS, in cui la parte dei silici di cui vi avevo detto prima viene installata nell'esperimento. Higgs, di cui è stato citato prima la particella, è venuto a controllare a un certo punto il professor Higgs che tutto andasse bene, ci ha raccomandato di partire alla svelta con l'esperimento perché lui conterebbe di vedere la sua particella prima di andare in pensione. A un certo punto eravamo tutti pronti, a settembre del 2008 l'esperimento chiuso, compatto, pronto ad andare, le collaborazioni frementi per la presa dati. Salto la parte di selezione degli eventi perché è veramente troppo dettaglio. Esperimenti pronti, completamente cablati, cominciano a fare calibrazioni usando raggi cosmici, che sono la radiazione prodotta da interazioni nell'alta atmosfera di raggi cosmici primari che formano docce di particelle che anche a livello del suolo come adesso ci sono circa, in questo momento qua, 100 particelle per metro quadro per ogni secondo. Le particelle vengono usate per calibrare i rivelatori e finalmente l'anno scorso persino Google ci ha detto che eravamo pronti a partire. Grande giornata, un evento è stato visto da circa 1 miliardo di persone, quello della partenza dell'HC, forse voi l'avete visto. 5 direttori generali del CERN in fremente attesa, 2 di questi erano quelli italiani, Luciano Maiani e Carlo Rubbia. Tutti gli indicatori di orbita ci dicevano che il fascio è passato, si è cominciato a avere fiducia che le cose andassero bene, gli esperimenti cominciavano a vedere interazioni nel loro interno, si cominciava a brindare e la stampa si è impossessata della nostra vita. Purtroppo, come sapete, 2 settimane dopo la realtà dell'incidente ci ha svegliato. Una congiunzione superconduttiva fra 2 magneti ha causato una scarica che ha segato il tubo che porta l'elio superfluido in giro per l'acceleratore,
causando un'onda d'urto che ha causato dei danni seri. Ci è voluto un anno per mettere a posto i danni, ma soprattutto per migliorare il sistema d'allarme perché un evento del genere non può ricapitare. L'anno scorso finalmente eravamo ripronti, l'attesa palpitante da parte di tutti noi per vedere le interazioni e poi finalmente effettivamente le cose sono successe e si comincia l'analisi dei dati. Che cosa capita adesso? Adesso c'è solo la scienza da fare. Si parte a giorni per la prima campagna di presa dati veramente importante. Abbiamo già idee di cosa fare in futuro e non vi annoio, magari se qualche domanda risponderò su questo, ma volevo chiudere dicendo a cosa serve tutto questo. La scienza, la ricerca fondamentale è mossa dalla conoscenza, quindi la molla primaria è sapere come sono fatte le cose. Punto. E non posso garantire che dall'LHC venga fuori niente. A ripunto. Però questa è la molla della ricerca fondamentale, la conoscenza. Quello che è sempre successo è che la conoscenza ha portato alla tecnologia, cioè quello che so posso applicare. E quello che è successo nel nostro campo è che lo studio dell'antimateria ha portato per esempio alla positron emission tomography, i fasci di particelle vengono usati al giorno d'oggi in adroterapia, cioè curare tumori con fasci di particelle. Un mese fa abbiamo inaugurato a Pavia il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, in cui la conoscenza, derivante dalla ricerca fondamentale è direttamente applicata in cose ben tangibili. Il fatto che WWW abbia cambiato la vita della società è evidente a tutti. WWW è nato nel 1990 perché al CERN, per gli esperimenti del Large Electron Positron Collider, il LEP, queste collaborazioni avevano bisogno di un tool per scambiarsi i dati in modo agevole e hanno scritto WWW che, come tutte le cose che fa ricerca fondamentale, è poi di dominio pubblico. Quindi, molla fondamentale per la ricerca è la conoscenza, ma queste cose servono. Grazie. Grazie a Umberto Dosselli.